Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Max Payne 3. Quest'oggi ci troviamo nuovamente in compagnia del nostro caro pelatone di turno all'interno della campagna in single player che, come vi ricordo, ci troviamo all'interno di questo hotel ormai dimenticato, perché hotel è una parola grossa, date un'occhiata, non rimane neanche un pezzo di intonaco, date un'occhiata intorno, le pareti. Comunque dobbiamo dare un'occhiata all'interno di questo hotel perché a quanto pare si ritrova una vera e propria base criminale. Questo luogo brulica praticamente di malviventi, e a quanto pare è arrivato il nostro caro Max a mettere un po' di giustizia e ordine all'interno di questo luogo. Per quanto riguarda i gameplay precedenti ragazzi, non sono riuscito a caricare alcun gameplay appunto nelle ultime ore, proprio per qualche problema di connessione che ho citato appunto nel canale, però a quanto pare adesso il problema si è risolto. Ci troviamo con il nostro Max che impugna questa Bull 608 con 8 proiettili nel tamburo, pronti ad affrontare direttamente nuovi avversari e quindi nuove sfide in compagnia del nostro caro Max. Allora, vediamo un po'. Intanto io direi di riprendere ragazzi la nostra campagna, vediamo cosa ritroviamo intorno. Meglio nasconderci dietro questo piccolo, che cos'è? Una specie di tavolino, un refrigeratore, stiamo attenti. Guardate ormai gli ascensori ormai distrutti. Lasciamo perdere gli ascensori, muniamoci direttamente di 2 pistole alla Hitman ragazzi. Pezzettino di merda. Sì che ci assomigliamo un po' all'agente 47 di Hitman, ci manca solo il codice a sbarre dietro la nostra bella testina. Ehi, quello chi è? Clark Kent della serie di Smallville ragazzi. Maledetto, adesso ti faccio vedere io, brutto stronzetto. Clark Kent, maledetto. Benissimo, ce l'abbiamo fatta. Vi ricordo che questa pistola ragazzi, che cos'è? La PT92 detiene del silenziatore rudimentale. L'ha fatto con una specie di tovaglia, un tovagliolo. Il nostro Max ovviamente ha vissuto le vere e proprie ebbrezze della guerra, e quindi si deve ambientare ovviamente con tutto quello che trova. Maledetto, guardate questo stronzetto qui intorno. Gli abbiamo fatto saltare la copertura e il cappellino. Vi ricordo che abbiamo anche questo bel fucilone, l'MD, diamo un'occhiata a 97L, un bel fucilone automatico che ci è stato utile in queste ultime ore di combattimento. Attenzione pure dall'altro lato, nascondiamoci dietro questo bel pilastro. Guardate che bella la testina del nostro Max, una bella testona pelata, una palla da biliardo proprio. Se lo può fare crescere qualche capellino, però ovviamente dove ci hanno preso? Direttamente in testa. Max, attenzione, calma. Mamma mia, come ha fatto a bersi l'aspirina in questo secondo, ragazzi? Mamma mia, davvero una velocità impressionante nell'assumere farmaci del nostro Max. Raccogliamo questo bel fucilone con la torcia, vediamo soprattutto di disturbare gli avversari. Maledetti, vediamo se abbiamo un po' di fortuna con la nostra modalità fuoco nascosto, occultato. Vediamo un po'. Benissimo, l'abbiamo colpito un po' in testa, gli abbiamo fatto la pulizia del tartaro, ma a quanto pare ancora vivo è lo stronzone, lo vediamo direttamente dalla luce. Maledetto. Benissimo. Non abbiamo più antidolorifici ragazzi, e questo può essere un problema. Vediamo un po' di trovare una bella farmacia qua intorno. Chissà se è passato un dottore da queste parti, ma probabilmente in un hotel ci deve essere qualche zona di ristoro, qualche zona nella quale possiamo ritrovare un po' di mangiare, qualcosa del genere. Anche se il nostro Max non sa che cos'è il cibo, conosce solo i farmaci ragazzi, solo le aspirine e tutto il resto. Allora, che è vivo quello? Che cos'è? No, non c'è niente. Qui ci sono 2-3 metri, è molto alto il precipizio, non possiamo buttarci così, meglio attraversare l'altra parte. Vediamo. Non c'è niente, mi sa che dobbiamo proprio buttarci, stiamo molto attenti, è meglio imbracciare direttamente. Allora, 16 colpi, no, meglio il fucilone, scendiamo, dai Max, un po' di calma, ora spunterà qualcuno, eccolo qui, eccone un altro, dannazione non dobbiamo farlo uscire. Esci, testina di cacchio, avanti, eccolo lì. Maledetti colpi, lo sapevo che dovevo imbracciare le pistole. Benissimo, ce l'abbiamo fatta. Ok, a quanto pare non ce ne sono altri. Avanti un bello sforzo Max, il cinquantenne che sale ormai queste ultime gradinate. Che cos'è questo? Un RPD ragazzi? Vediamo un po'. Pezzo di merda. Guardate come ci ha combinato ragazzi, siamo completamente più rossi, siamo più morti che vivi. Mamma mia, vediamo di trovare qualche cosa, ma qui non c'è niente. Un'aspirina da queste parti, proprio non se ne parla. Vediamo un po' e probabilmente adesso di qua non possiamo uscire. Intanto questo è un bel RPD ragazzi. Appena usciamo direttamente da questa posizione ci sarà sicuramente un intero esercito nemico. Attenzione. Ma proprio qua non ci sono antidolorifici, neanche attraverso una porta, qualcosa del genere. Vediamo qui intorno. Niente, mi sa che dobbiamo farcela tutta con questa. Siamo pieni appunto di piombo, siamo completamente ricoperti. Vediamo di farci un bel salto fino a quella parete, vediamo se troviamo qualcuno qui intorno. Avanti Max. La madonna ragazzi, attenzione. Bella, finalmente siamo riusciti a farne secchi 3 direttamente con la nostra. Che è successo? Oh mio Dio, hanno fatto saltare la porta. È entrato qualcuno?
Tutto a posto? Un fucile a pompa, un fucile da caccia, ragazzi. Vediamo se possiamo cacciare qualcosa qui intorno. La caccia è aperta. Mamma mia, questo, guardate la testa spappolata che ha qua intorno. E io... Oh mio Dio, del brivido che abbiamo sentito. Andiamo qua intorno, vediamo se troviamo degli antidolorifici. E vai! Eccoli qui, aspirina di prima qualità. Ottimo, caro Max, ottimo lavoro. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Io direi, ragazzi, di munirci del nostro fucile a pallettoni. Ricarichiamo, diamo un'occhiata. Questo è un Beretta, ragazzi. Qua lo chiamano Super Sport, però viene chiamato Beretta. È il fucile da caccia italiano, perché carica 5 colpi appunto in canna e 4 di riserva nella tasca del nostro caro Max. La madonna, guardate un po', ragazzi. Questo albergo com'è combinato? Guardate, è caduto un intero pilastro, da queste parti non c'è niente, saliamo le scale con molta calma, tutto arrugginito. I knew this thing was bigger than me, bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture, like looking in a mirror and for an instant seeing what everyone else sees, a bad caricature of a better man. Ovviamente la solita ironia del nostro Max. Mi immagino che dietro questa porta ci sarà la completa distruzione, quindi vediamo di entrare, dai, vediamo. Oh mio Dio, stiamo attenti, abbiamo un fucile a pallettoni, ragazzi, spariamo in una portata di circa 8, massimo 10 metri, abbiamo anche salvato, ci sarà l'inferno qui ad accoglierci. Vediamo. Io direi, ragazzi, di metterci le pistole. Una pistola in mano, quella di 16 colpi, visto che non sappiamo se ci sono nemici a distanza oppure nemici ravvicinati. Vediamo. Con calma. Qui c'è solo un piccolo bagno. Vediamo se qualcuno ha lasciato un antidolorifico. RPG. Abbiamo preso direttamente il razzo dell'RPG. Ci saranno armi pesanti da questa parte. Vediamo un po'. Sembra il castello di Amnesia, ragazzi. Lo stesso colore dell'intonaco. Della carta da parati più che intonaco. Guardate un po' che orrenda. Nascondiamoci qui dietro. C'è un video. A quanto pare una porta sbarrata da un passetto. Vediamo cosa c'è. Dai un'occhiata, Max, con molta calma. Che cos'era questo posto? Stiamo indagando come dei veri e propri agenti della narcotici. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. Sono superstiti? Oh mio Dio. I had to get those infatti, Max. Avanti, facciamo i salvatori. Avanti, uscite. Di là c'è la libertà, andate, amici miei. Grande Max. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Ok. Vediamo un po'. Max, il silenziatore l'ha perso? Ah no, ce l'ha ancora. Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. Chissà quando è stata l'ultima volta che l'hanno revisionato questo ascensore, Max. Non mi fiderei molto a salirci. Ovviamente. Vecchia guardia, usiamo le scale, eh? Complimenti. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Ok, ragazzi, siamo riusciti ad arrivare direttamente a questo punto. Molto utile adesso la condizione del nostro Max, che abbiamo ritrovato direttamente 2 pozioni, 2 antidolorifici ottimi, soprattutto per il nostro rendimento in battaglia. Raccogliamoli e vediamo un po' di fare a pezzi questi stronzetti che abbiamo intorno con la nostra bella pistolina silenziatore rudimentale. Un po' di uccisioni quindi furtive. Benissimo, il nostro caro Max mi assomiglia molto all'agente 47 di Hitman, ragazzi. Davvero molto. Gli manca solo il codice a sbarre di dietro. Vediamo se ce l'ha. Niente, amico mio, hai provato a imitare Hitman ma non ci sei riuscito. Facciamoci un bel salto, vediamo se riusciamo a beccare qualcuno. Attenzione, ci siamo fatti intanto una bella scorpacciata di costole rotte in questo bel muretto. Attenzione Max, ma proprio qui ti dovevi nascondere. Ok, ricarichiamo. Allora, una granata! E che precisione, amico mio, sei proprio un cecato di prima qualità. Ma che cos'era questo? Un vecchio villaggio turistico? Pezzettino di merda, mettiamolo fuori uso. Ok. Bagno degli uomini e delle donne, ormai sbarrati direttamente da una bella scopa e una bella sedia a sdraio. Vediamo un po'. Una bella piscina era. Una volta. Ah! Mi pare a me che ci fanno a noi la piscina se non l'ammazziamo. Ok. In un bagno di sangue ci lasciano questi stronzetti. Benissimo, ricarichiamo. Ma che fantastica questa pistola, ha una potenza di fuoco davvero fenomenale. Mamma mia delle uccisioni che fa il nostro Max. Meglio utilizzare un bel fucile a lunga distanza che il nostro fucile a pompa.
Geroglifici qui intorno. Questo sono graffiti. Vediamo un po'. Non credo che questa sia da sdraio regga. Attenzione. Mamma mia, ma è un vero e proprio signore il nostro Max. Un vero e proprio Rambo. Una vera e propria macchina da guerra, fatto proprio per distruggere proprio il male, proprio il paladino del bene il nostro Max. Ok, ma che bello hotel, ragazzi, che bella città dove siamo capitati. Mamma mia, a quanto pare non siamo riusciti a trovare alcuna informazione. Comunque probabilmente ci dovremo dirigere qui dentro, perché ovviamente la porta è stata sbarrata. Quindi diamo un'occhiata qui dentro. Guardate che architettura fantastica in questo paesino ormai sperduto. Questi maledetti ancora davanti a noi. Abbiamo 2 bustine d'aspirina. Vediamo un po' con un bel fuoco di copertura i nostri stronzetti. Guardate quello lì, ragazzi. Questo stronzetto sembra Clark Kent della serie, appunto. Vediamo di farlo fuori. Probabilmente sarà immune ai proiettili. Sarà immortale. Vediamo un po' se è vero. Con sta precisione non possiamo vedere, Max. Mi sa che ti stanno tirando giù la pelle di dosso. Vediamo di nasconderci direttamente dietro questo posticino al fresco. Uniamoci immediatamente le 2 pistole. Adesso ci facciamo una bella saltatina. Avanti, amico mio. Adesso ci gettiamo in avanti, dai. Ottimo, il primo l'abbiamo fatto fuori. Esce la testina. Ce ne devono essere altri. Guardate questo bell'ombrellone hawaiano. Però l'atmosfera ormai è diversa da queste parti. Vediamo un po'. Il colpo in canna. Vediamo se riusciamo a far fuori quest'altro stronzetto. 2 colpi in canna ovviamente. Ai. Mannaggia Max, non mi stai piacendo. Bene, prendiamoci questa ultima scorta di antidolorifici. Ci devono essere altre armi da queste parti. Non possiamo rimanere solo con la nostra pistolina col silenziatore. Avanti, un po' di precisione ci vuole questa volta, amico Max. Avanti, fai finta che sei al poligono di tiro della polizia. Bene, l'ultimo colpo è stato quello fondamentale per mettere a segno un'altra bella uccisione. Ok, un altro bel mitragliatore che ovviamente assomiglia a quelli della SWAT per le escursioni appunto all'interno delle case. Più che escursioni, intrusioni, ragazzi. Ma davvero una potenza questo fucile. Vediamo se ne ritroviamo altri intorno. Soprattutto antidolorifici ci devono essere. No. Questo posto ormai è dimenticato da Dio. Non ha proprio alcuna traccia di vita. Ok, abbiamo 40 munizioni. Vediamo di farci una bella saltatina qui dentro. E tu che cosa vuoi, stronzetto? Ok. Voleva fare l'eroe qua. DeSilva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. Max, ci siamo dentro fino al collo. Non voglio dire dove siamo dentro perché sarebbe davvero schifoso. Però diamo un'occhiata. Che cos'è questo? Un giornale, la Gazzetta del Sud. Vediamo che cos'è. Ah no, la Gazzetta di San Paolo. Victor Branco dimostra forza in face e tragedia. Non so leggere molto bene il brasiliano spagnolo, però me la sono cavata bene, dai. Ok, questo qui era Clark Kent, ragazzi. A quanto pare abbiamo avuto la prova che non è immortale. I proiettili lo trapassano come se fosse un telo. Vediamo qui intorno. Un vecchio flipper degli anni 50 ormai ridotto un colabrodo. Queste sono le vecchie macchine da giochi. Un pianoforte, dai, suoniamo Max la tua solita abilità nel piano. Posa addirittura tutte le armi. Facci una bella sequenza di crome e biscrome, dai. La sua musica. Grande, grande. And for a few seconds came harmony. Ovviamente, ragazzi, in tutto questo ambaradam il pianoforte è accordato. Ovviamente tutto funzionante, ogni tasto funziona. Ci sono le pareti che cadono a pezzi e il pianoforte è perfetto. Ovviamente Max si ricorda con tutta questa adrenalina che ha addosso le note che deve fare proprio per suonare la sua colonna sonora. Comunque continuiamo a sentire questo capolavoro. Finally? Ottimo, caro amico mio. Con questa colonna sonora finale, ragazzi, concludiamo il nostro gameplay. Vediamo se possiamo fare un bel prelievo al bancomat. C'è qualcosa qui dentro? No, non ho neanche i proiettili per sparargli dentro e vedere se esce qualche cosa. Non abbiamo neanche la possibilità di dare un calcio a questa bella macchinetta per farci uscire un'aspirina. Comunque, ragazzi, all'interno di questa porta ci sarà la distruzione del nostro Max e vedremo di attraversarla nel prossimo gameplay. Ovviamente spero che questo video vi sia piaciuto e spero che abbiate voglia di lasciare un bel commento o magari un voto se vi è piaciuto il gameplay, soprattutto per farmi sapere la vostra opinione. Ciao a tutti, ragazzi, un saluto dal vostro Eder Van Helgen e dal nostro caro Max Payne. Ciao ciao!